Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha lasciato i tifosi del nostro amato Napoli in totale allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento imperdibile sul Club del Cuore, portando sempre le informazioni più recenti e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è tenervi informati su tutto ciò che può cambiare il corso della stagione. Quindi approfittatene per lasciare un like al video e iscrivervi al canale, perché ci sono grandi novità in arrivo. Il clima nei retroscena del Napoli continua ad essere movimentato, e nuove rivelazioni mostrano quanto il club sia stato decisivo in una trattativa che avrebbe potuto cambiare le sorti di un'altra grande della Serie A. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, giocatore che ha lasciato il segno al Napoli con momenti importanti, comprese partecipazioni decisive nei 2 scudetti conquistati sotto la guida di Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso, venendo costantemente utilizzato come una pedina di lusso nella rosa. L'uscita di Raspadori è avvenuta la scorsa estate, quando il direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso di cederlo all'Atletico Madrid. La decisione, secondo fonti interne, ha avuto anche un peso strategico. Il Napoli non voleva rafforzare un concorrente diretto all'interno della Serie A, il che spiega il rifiuto di trattare con club come l'Atalanta, che pure avevano mostrato forte interesse. Ed è qui che entra in scena Giampiero Gasperini. L'allenatore degli orobici aveva un piano ambizioso: trasformare Raspadori in una sorta di nuovo Djlund, utilizzandolo come centravanti di profondità, un ruolo che l'italiano ricopriva raramente al Napoli. Gasperini credeva di poter modellare il giocatore in una veste diversa, sfruttando la sua intelligenza tattica e i suoi movimenti per guidare l'attacco della Dea. Il sogno, però, si è scontrato con il prezzo. Il Napoli aveva fissato la richiesta di 30 milioni di euro per liberare il giocatore, cifra considerata eccessiva dalla famiglia Percassi. Questa pretesa ha bloccato qualsiasi avanzamento nelle trattative e ha finito per indirizzare il futuro di Raspadori fuori dall'Italia, all'Atletico Madrid. Per il Napoli, la decisione è stata un modo per valorizzare l'asset senza correre il rischio di rinforzare un rivale diretto in campionato. E voi, tifosi del Napoli, cosa pensate di questa scelta della dirigenza? È stato giusto chiedere 30 milioni ed evitare che Raspadori andasse all'Atalanta? O il club avrebbe dovuto trattare diversamente? Lasciate la vostra opinione nei commenti e mandate subito un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità azzurra.